Il pianoforte capisci perché prima di tutto i primi suoni l'ho avuti. Poi un altro shock l'ho avuto sempre passando vicino a questa casetta. Ho sentito l'orchestra. Mamma mia, dico, non riuscivo a capire questi suonerini del violino così acuti. Senti, ma cosa sono? Mi sembrava i fischi di un venticello. Ma cosa? Non riuscivo a immaginare. Finalmente mi hanno detto che erano i violini. Forse il violino. E dopo che l'ho sentito ho capito cos'era il violino che avevo sentito. Anche lì è stato un colpo tremendo, no? Sentire l'orchestra. E così è stato il mio inizio alla musica. Cioè un colpo, ma diciamo un amore Sì, a prima sì, vista con la musica, sì. perché come racconti Sì. si sente che hai questa... Sì, non volevo fare più niente, volevo solo imparare a suonare. Poi ho avuto un colpo di fortuna che era nel 44, dopo, e ho avuto un colpo che aveva uno zio prete che abbandonò la sua chiesa per andare gesuita a Roma, era su una piccola Santa Maria di Sala, provincia di Padova, ma la diocesi di Treviso, e aveva un bel pianoforte in canonica, nuovo l'aveva preso, così per la bellezza del pianoforte. E andò gesuita, mio papà ha dovuto portarsi a casa il pianoforte, ma non sapevamo dove metterlo perché la casa non era abbastanza grande, l'abbiamo portato da un altro zio, proprio nel mio paesetto, abbiamo portato questo pianoforte, però quando ho visto il pianoforte dico, quello è proprio un miracolo. Io so che sopra ha chiamato mio zio, vai a fare gesuita, il pianoforte è venuto a casa mia e adesso lo faccio, allora dico. E allora ho detto, adesso suono il pianoforte. E quindi i miei erano... No, non sapevano niente di piano, no? Avevamo una piccola campagna, bellissima. Praticamente eravamo contadini, mio papà era un contadino, no? Vero, un contadino, d'altra parte. Anche Giuseppe Verdi, venuto fuori una famiglia di contadini. E quando ho sentito che volevo suonare il pianoforte, mi dico, ma è matto questo qui. Nessuno ha mai studiato il pianoforte in campagna. E io dico, non vado più a scuola se non voglio imparare. Fortunatamente c'era una maestra sfolata da Treviso, che era una pianista, in un'altra casa di contadini. Erano due sorelle, una violinista e una pianista. E ne hanno detto a mio padre che c'era un'insegnante proprio nel mio paese, del Conservatorio di Venezia, che poteva insegnarmi. E così ho preso le prime lezioni di pianoforte. Dai tuoi racconti sembra proprio che i tuoi genitori ti hanno dato quell'input che è la forza della natura unita a questa fantasia musicale, e quindi hai unito queste cose. Sei nato a Treviso, sei trevigiano, anzi esattamente forse di Dosson, no? A Casier. Qui sono i luoghi di questi bei racconti. Che adesso io abito a Dosson, ma Casier era il mio posto, sì. Ma loro l'hanno presa per gioco, pensavano. Io invece avevo preso sul serio, no? Quando è stato il momento di decidere cosa dovevo fare, se dovevo fare scuola. Io dico, io voglio suonare il pianoforte. No. Come fai a vivere? Le solite storie, no? Non si vive col pianoforte, la musica non si vive. E dico, caro mio, questo, io voglio suonare il pianoforte, insomma. Insomma, a un certo momento hanno ceduto, mi hanno lasciato andare avanti. Ma è stata dura. È stata dura. È stata dura. Ma a questo punto, insomma, dai tuoi racconti qua, vedo anche negli studi, cameraman, eccetera, sono tutti presi da questa cosa, da questa fantasia, insomma, racconti poi, tra l'altro, del tuo vissuto. Volevo chiederti un piacere, una cortesia, infatti siamo tutti curiosi di sentire un tuo brano al pianoforte, lo suoniamo con il pianoforte, questo magnifico pianoforte degli studi di Radio Veneto 1, un brano che... Ti faccio un piccolo, io adesso, a proposito, io sono ritornato dopo tanti anni, sono ritornato al pianoforte e ho fatto un disco anche di Bach, e adesso lo farò
lo inciderò fra poco. Ma anche Federico Sì. Chopin suoni. Sì. Anche al programma Adesso di sono Chopin. ritornato al pianoforte, e poi qui è un'altra storia. È un'altra dopo storia ti- che poi un'altra volta te la racconto. l'altra volta Io, sicuramente. io quando ero studente al Conservatorio di Venezia, no? Ho vinto una borsa di studio del conservatorio. Ogni anno davano a un studente che si distingueva, e quell'anno però sull'organo, studiavo organo, non pianoforte. Avevo già fatto il diploma però, a parte, diciamo. E ho vinto un premio Rubinstein, e un anno me l'ha dato questo premio, e è venuto a darmi questa pergamena, no? Era un inverno freddo, mi ricordo nel salone del conservatorio, questo uomo con i capelli bianchi, mi sembrava ti moriva, è talmente maestoso, no? Mi consegnano questa pergamena. E dopo mi fa, finito tutto, mi accompagneresti, dice, che io vado a prendere un caffè in piazza San Marco. Mamma mia, io dico. Il mio maestro, che era maestro dalla libra, dice, vai. Va bene, maestro, dice, ha visto che era un certo imbarazzo, no? Camminiamo, dice, ma io ho letto qua su che tu studiavi il pianoforte, come mai sei passato all'organo? E dico, maestro, e poi ho fatto il militare, avevo 19 anni, e ho perso un anno, e fa un anno. Io dico, ho perso la tecnica, adesso come faccio io a diventare pianista? Ho perso un anno, ma io ero tozzione. Dice, poi Rubinstein mi fa, ma stai scherzando? Dice, un amico mio, dice, ha cominciato a suonare il pianoforte a 38 anni, adesso ne ha 45, famoso pianista, e tu a quell'età lì hai perso la tecnica. Ma peccato, però, dice, tu ce l'hai dentro il pianoforte. Dice, un giorno, magari quando avrai 80 anni, ritornerai al pianoforte. Ma non è stato vero, che adesso io ho 83 anni. Ho 83 anni. Ho cominciato il pianoforte. Non è mai troppo tardi. Bene, Mai allora, Sergio De Pieri ci fa ascoltare il preludio dal clavicembalo ben temperato, il numero 1, in Do maggiore. In Do maggiore? Sì. Buon ascolto.
E abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il preludio numero 1 in Do maggiore dal clavicembalo ben temperato, eseguito dal maestro Sergio De Pieri, che abbiamo qui fisicamente nei nostri studi di Radio Veneto 1. È veramente un onore. Questo preludio in Do maggiore è uno dei brani, diciamo, più famosi. dell'arte. E perfino Gounod hanno fatto l'Ave Maria, ha fatto l'Ave Maria di Gounod. Sarebbe Bach, insomma. Immagino che questo brano tu lo abbia anche suonato negli organi di tutto il mondo, anche a Sydney, perché spesso tu vai in Australia, no? Questo sarebbe più difficile adesso, quando Bach scrisse questo il clavicembalo ben, cioè quel tempo la claviera in inglese, ma il clavicembalo ben temperato, l'ha fatto per tastiera per tastiera. In quel tempo di Bach le tastiere erano il clavicordo, il clavicembalo, vari clavicembali, non c'era il pianoforte, però c'era la tastiera dell'organo. Però se tu trovi un organo meccanico di quel periodo che ha non tanti registri ma le sonorità splendide, viene fuori stupendamente sull'organo anche quello, perché per tastiera non c'è pedale. Ma lei ha suonato non tanto tempo fa, mi sembra, anche, no? Sì. Una serie di preludi. Sì, io ho fatti 3 o 4 concerti per 12 preludi a fughe e la toccata a fuga col pianoforte, vero? Col pianoforte. È stato un divertimento, perché passare dall'organo al pianoforte sembra, però dà molta soddisfazione anche il pianoforte, Che ne dicono. La tua scuola viene dalla scuola di Germania, di quella tradizione, diciamo, organistica di virtuosi organisti di grande fama internazionale. Sì, proprio. È il primo mio maestro,